Tempo di pagelle non solo per gli studenti che a dicembre fanno i conti con le valutazioni del primo quadrimestre. Anche i politici italiani nei giorni scorsi si sono confrontati con i giudizi sulla loro produttività in Parlamento e i voti non sono così rincuoranti, almeno per i veneti, ad eccezione dell'esponente del Partito Democratico, Giorgio Santini, che in Senato si colloca all'8° posto su 315. Su 19 parlamentari veneti, infatti, solo 6 raggiungono la sufficienza. La ricerca è stata eseguita da Openfield, associazione indipendente che incrocia numerosi parametri, tra questi il numero degli interventi in aula, le relazioni di disegni di legge, la presidenza delle commissioni, e comparando questi dati viene elaborato l'indice di produttività. Giorgio Santini trionfa tra i veneti ed è il migliore con un indice di 553,9 punti, una mosca bianca visto che solo in 5 hanno questo punteggio e la media è di 175. Il senatore Dema ha il 90% di presenze ed è confermatario di ben 51 disegni di legge, una promozione dunque a pieni voti. Peccato che diametralmente opposto a Santini ci sia un altro veneto, fanalino di coda della classifica, il senatore di Forza Italia Nicolò Ghedini, che si piazza in penultima posizione con il 91% di assenze in questo caso, praticamente uno sconosciuto in aula.